Nel frattempo, guarda con quale amore sto facendo tutti i vari passaggi per te. Questo dice praticamente di aggiungere l'olio. Non mi dire che non vado bene come fisico, che non sto bene, perché io, perdonami, da che mi sono svegliata tardi stamattina, che mi sono svegliata un po' più tardi delle 4, non ho ancora fatto la cacca da stamattina. Non ho avuto il tempo di fare la cacca. Quindi non mi vieni a dire che non sono perfetta col mio corpo. Io sono la XS perfetta. Sono perfetta. Poi quando vuoi tu mi dici che sono perfetta. Allora, che stavamo dicendo? Ah, stavamo dicendo, devo aggiungere l'olio, che è questo qua. Allora, l'olio di semi di girasole, prima volta utilizzato nella mia vita, ho sempre utilizzato solo extravergine di oliva. Vediamo, di olio qua porta 100 ml, l'olio è grassoso, l'olio questo qua soprattutto pieno di grassi, pieno di lipidi. Vai coi lipidi, vai! Evviva, vai coi lipidi! Basta, questi lipidi bastano perché qua sta 100, no, basta coi lipidi. Non esageriamo, acidi grassi, ecco, basta coi lipidi. 100 ml, questo è l'olio, però ci vuole anche... Versa in un impasto una teglia e cuoci. Ci va anche lo yogurt, possiamo... Aspetta. Poi aggiungi l'olio. Abbiamo aggiunto l'olio. Poi è così liquido questo olio di girasole. Io utilizzo sempre l'olio extravergine di oliva. Anche se ultimamente come fonti di grassi sto mangiando l'avocado, poi spesso mangio le noci, quindi sto variando la dieta. Mia mamma mi ha scritto tutto a posto, cioè ogni tanto mia mamma mi contatta, ignorando che io sto facendo una torta su TikTok, ignorando che sto facendo una torta in diretta, perché questo è come se fosse una diretta, solo che siccome ho problemi con TikTok e non riesco a scaricare la diretta, me la lascio così, così la potete riguardare, guardate, com'è bello, quale erotismo, sembra cioccolato, che c'è? Ci siete? Allora, l'olio l'abbiamo messo, ora lo yogurt, 200 grammi di yogurt, anche qui c'è il misurino, questo misurino lo adoro per esempio, 200 grammi di yogurt, però un po' di meno, vabbè che lo yogurt potrei anche abbondare, ok, mettiamo questo, sarebbe un vasetto piccolo, ma ho preso questo grande, ho detto vabbè tanto lo consumo, lo yogurt, che c'è piccola? Che c'è? Volevi andare giù a mamma, ha ragione. Però in questi giorni fa anche tanto freddo. Un'altra cosa che devo ricordare è comprare un nuovo giubbino a briciola per andare giù. Quello là rosso si è fatto brutto. Devo comprare un nuovo giubbino. Lo yogurt l'abbiamo aggiunto. La scorza di limone, il semolino e la farina. Aspetta, Ragazzi, faccio una cosa con voi che non ho mai fatto. Io sono 2 anni che vivo qui, dal 2022, non ho mai grattugiato niente. Questo dice la scorza di limone grattugiata, ma grattugiata significa che proprio è commestibile, non così. Così a pezzi. No, non penso che a pezzi si possa mangiarla. Scorza di limone. Oddio, scorza di limone. Ma la scorza di limone è commestibile. Scorza di limone si può mangiare. Oddio, mi sembra di no. Usato occasionalmente per la ridurre, la scorza di limone è ricca di proprietà nutritive. In cucina si presta a diversi usi. Cosa comporta mangiare la scorza, la buccia di limone? No, non si mangia così. No, io penso che si debba grattugiare. La parte bianca presente all'interno degli agrumi è ricca di fibre antiossidanti, infatti questo è presente la pectina, una fibra solubile che aiuta a mantenere... Sì, ma la scorza di limone deve essere grattugiata, non così. Questo è proprio pezzi di scorza, no, deve essere grattugiata, devo trovare la grattugia. Ho tentato vanamente di trovare la grattugia, quella è piccolina, ci vuole una grattugia per le scorze di limone.
la scorza del frutto di alcuni agrumi è il sottilissimo strato esterno, quindi si potrebbe fare anche con invece la buccia, no, la scorza. Cosa contiene la scorza del limone? Fibra, potassio, vitamina C. Come capire se la buccia del limone è edibile? Come lavare i limoni per mangiare la buccia? Come lavare i limoni non biologici? Cioè, ma c'è gente che mangia la buccia e come la mastica? Ragazzi, in diretta, questa è la vita con me. Oddio, mangiare la buccia dei limoni. Cioè, c'è gente che mangia la buccia dei limoni? Ah, no. Il limone meglio con la buccia? Ma che fanno? Come se la mangiano la buccia? Mm, mm. Nel frattempo sta passando il tempo, cioè sta già da più di un'ora. Mm. No, io toglierei lenti a contatto perché ce l'ho da stamattina, però manteniamo. Mi devo comprare anche la grattugia. Penso che ce n'ho una giù, ma forse non lo so, devo controllare. Mi sembra anche una grattugia, quelle di plastica. E semolino e farina. Farina setacciata con il lievito. Ah, la farina setacciata però ce l'ho, quello per setacciarlo. Per setacciare, oddio i miei capelli. Per setacciare sono munita. Per setacciare ci si ha. Quindi sì, sto sforando, se no TikTok non mi carica il video. Tan tan tan. Semolino farina setacciata con il lievito. Semolino quanto? 150 grammi. Sapete che stavo pensando? Siccome la bilancia non funziona, me la devo comprare, faccio con lo stesso misurino col quale ho misurato l'olio. 150 grammi dovrebbe essere. Ah, ma guardate, è proprio, mai usato il semolino, è proprio finissimo, molto molto fine, è semola fine, una semola finissima. Questa torta la faccio proprio così. Alla mia, siccome questo è il principio dell'equivalenza, 100 ml di acqua dovrebbero pesare 100 grammi, ecco perché dico ai miei ragazzi di studiare la scienza, proprio quella di base, proprio le equivalenze. Quindi se io dovessi fare, questo non rappresenta, perché non è detto che è la stessa cosa, però dai, è fatta con amore, quindi verrà con amore, anche perché essendo da sola le dovrò mangiare un pezzetto ogni mattina, perché è piena di zuccheri. Poi sì, semolino, quindi 150, abbiamo detto 70, non dovrebbe raggiungere, cioè pochissimo, non dovrebbe raggiungere questi 100, pochissimo. Ma infatti guarda, avevi previsto che c'è il meno qua davanti come segno della misura. No, va bene così. Semolino aggiunto e farina 120, più o meno dovrebbe essere lo stesso. Stoppo il video altrimenti non me lo fa caricare. Nel frattempo aggiungo la farina.